2.700 € a notte per una stanza d'albergo nel weekend di Ferragosto. Sono i prezzi che tra Portofino e Santa Margherita Ligure vengono proposti a chi decide all'ultimo momento di passare il fine settimana di punta dell'estate in un hotel a 5 stelle. I comfort sono tanti: sistemazione in suite deluxe vista mare con spa e centro benessere, parcheggio, piscina, palestra, ristoranti e spiaggia privata. Privilegi che però pesano sul portafoglio dei viaggiatori, oltre 5.000 € per trascorrere 2 notti nella Riviera Ligure. Si possono trovare ovviamente compromessi più economici, soprattutto spostandosi tra Rapallo e Moneglia. Qui i prezzi per un resort a 5 stelle si abbassano a 1.400 € a notte. Per i vacanzieri che invece vogliono optare per una soluzione meno dispendiosa, gli alberghi non scendono sotto i 350 € a notte per una sistemazione 3 stelle con camera doppia standard senza vista mare. Un Ferragosto caro per chi non vuole rinunciare ai privilegi offerti dagli alberghi, ma che può senz'altro essere più contenuto per chi progetta di affittare un appartamento o allontanarsi dal mare. Soprattutto tra gli italiani, l'entroterra e gli agriturismi si confermano una meta molto apprezzata da chi sceglie di trascorrere qualche giorno in relax senza allontanarsi troppo da casa, puntando su natura, buon cibo e territorio. Se infatti la destinazione mare resta stabile, è invece in grande crescita anche ad agosto la scelta di località immerse nella natura. Il 26% degli italiani non andrà via dalla propria regione e il 42% si sposterà all'interno dei confini nazionali, privilegiando mete vicine con prodotti a chilometro zero, un'opzione che soprattutto per le famiglie si rivela vincente.